Buongiorno a tutti i presenti, buongiorno a chi ci segue anche su Directa Sport. Sta tornando il Giro delle Miniere, la sua 26esima edizione che si preannuncia ancora più spettacolare e avvincente che mai. Si confermano 2 campionati italiani, il primo sarà anche la prima tappa con la prova cronometro, dopodiché anche la prova campionato solo donne che sta diventando una colonna pian piano anche di questa manifestazione con la sua 3ª edizione, anche l'inedita Coppa Città di Arbus, insomma tanti argomenti che presentiamo oggi insieme ai presenti qui in questo tavolo e ve li presento. Abbiamo Vito Spiga qua vicino a me, assessore allo sport Iglesias, Luigi Macia, presidente della SC Monteponi, società organizzatrice del Giro delle Miniere. Dopodiché abbiamo Stefano Piano, segretario particolare dell'assessorato al turismo regionale Sardegna, Bruno Perra, presidente del CONI Sardegna, Stefano De Sì, presidente della Federciclismo Sardegna, Michele Stivaletta, assessore al turismo di Carbonia, e abbiamo ultima presenza Riccardo Laconi, perfetto, a comporre lo staff dell'assessorato. E direi che con le presentazioni inizierei proprio con Stefano Piano, con l'assessorato al turismo regionale, anche per parlare dell'importanza ancora una volta di questo evento. Grazie, benvenuti a tutti. Ovviamente porto i saluti da parte dell'assessore Cucurelli, che in questo momento è impegnato in altre attività istituzionali. Ovviamente per quanto riguarda l'aspetto turistico, il 26esimo Giro delle Miniere è un'altra occasione per promuovere il territorio e far sì che la Sardegna, grazie anche ai media, possa essere riconosciuta e far vedere ancora una volta le proprie bellezze, e questo Giro delle Miniere, che tocca diversi paesi del territorio, è un'ottima opportunità. Grazie Stefano Piano. A proposito di territorio, a proposito anche dell'importanza dell'evento, farei intervenire subito Bruno Perra, presidente del CONI Sardegna. Vi chiedo, scendo un po', però se teniamo più su, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Il Giro delle Miniere è la 26esima edizione, quindi significa che è un evento di grande rilevanza sia sportiva che turistica. Mi devo complimentare chiaramente con la società Monteponi, perché organizzare un evento di questo livello sappiamo benissimo che è molto complicato, soprattutto quando si parla di gare ciclistiche, perché chiaramente devono intervenire tante situazioni e si devono incastrare. Primo, la sicurezza sulle strade, quindi lì ci deve essere chiaramente un grande lavoro da parte sia degli organizzatori, ma soprattutto un grande aiuto da parte dei comuni, in modo che si permetta di poter gareggiare nelle strade di questo meraviglioso territorio che è il Sulcis Iglesiente. Credo che sia un'opportunità sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista turistico, perché sia dal punto di vista sportivo il fatto che ci siano delle gare dove si aggiudicherà il titolo italiano, credo che dia veramente un rilievo alla manifestazione. Per quanto riguarda chiaramente il turismo, io credo che il territorio del Sud non abbia bisogno di presentazioni, perché è un territorio meraviglioso, quindi è molto importante che si tocchino diversi comuni e che grazie a queste manifestazioni sia l'opportunità di farli conoscere e di farli chiaramente valorizzare. Quindi ringrazio soprattutto, il presidente della società Monteponi, ma devo ringraziare anche l'assessorato al turismo, perché senza il suo appoggio, senza la sua partecipazione, senza la volontà di credere in questo binomio sport e turismo, certi eventi non si potrebbero realizzare. Ringrazio chiaramente tutti i rappresentanti dei comuni oggi presenti, perché anche loro chiaramente devono fare degli sforzi importanti per far sì che questa manifestazione si possa svolgere nelle migliori condizioni. Grazie al Presidente regionale della Federazione Ciclistica Regionale Stefano De Sì, perché è sempre molto presente, è sempre molto attento e soprattutto anche lui crede che
la valorizzazione del sporturismo penso possano dare veramente delle grandi possibilità a tutta la Sardegna in generale, ma soprattutto al nostro mondo sportivo, che ha bisogno di eventi di questo livello per crescere ancora e per fare cose ancora sempre più belle. Credo che insomma, ci siano tutti gli elementi per poter vedere una manifestazione di altissimo livello. Complimenti comunque, perché già anche organizzarla credo che non sia semplice, quindi vi faccio i complimenti e sono sicuro che sarà sicuramente una manifestazione, un evento bellissimo. Grazie Bruno Perra. Come ha detto lei, è importantissimo anche la collaborazione tra ovviamente la SC Monteponi che organizza, ma anche con l'amministrazione. Per questo vorrei fare intervenire a partire magari Vito Spiga, assessore allo sport di Iglesias, poi però fare intervenire anche a Michele Stivaletta, proprio perché è fondamentale questo connubio tra le società, in questo caso sportive, e l'amministrazione, perché eventi come questo non solo possano cominciare, ma possono andare avanti insieme per così tanto tempo. Quindi non so, farei cominciare a Vito Spiga, ma giusto perché è più vicino a me. Se gli avviciniamo per favore il microfono. Grazie, buongiorno a tutti. Mi collego a quello che ha detto sia il dottor Piano che il dottor Perra. Questo è un evento sportivo che nel momento in cui comunque raggiunge una certa caratura, una certa importanza, diventa un richiamo turistico. Ci saranno circa 400-500 persone e il territorio non può che beneficiare della presenza di atleti, staff, parenti e ovviamente gli appassionati del ciclismo. Ci tengo a precisare anche una cosa: questo è il primo nel nostro territorio evento sportivo che tocca tutta la provincia. Quindi il lavoro di sinergia che si fa tramite ovviamente l'associazione Monteponi di riunire e comunque far organizzare un evento con più protagonisti è un lavoro importante, e questo bisogna comunque riconoscerglielo. Oltre che dal punto di vista organizzativo, perché come stava dicendo il dottor Perra, la gestione soprattutto su strada, sia per la sicurezza ma anche per quelle che sono eventuali chiusure di traffico, deve farci capire comunque che dietro a un evento sportivo c'è veramente tanto lavoro e tanta organizzazione. Ritornando invece sull'aspetto turistico, noi non possiamo che ringraziare gli organizzatori, perché è e rimane un'opportunità per il nostro territorio, per una promozione di quelle che sono le nostre bellezze, di quelle che sono le nostre peculiarità su chiave turistica, considerato anche magari il periodo dove stiamo rifacendo una valutazione di riconversione, passando dal settore industriale che sta andando comunque verso purtroppo elementi di chiusura, a puntare su un altro tipo di indirizzo occupazionale, che è appunto quello turistico. Abbiamo un territorio da scoprire e farlo in bicicletta secondo me non è male. Grazie Vito Spiga. Facciamo arrivare il microfono anche adesso a Michele Stivaletta. Io porto i saluti del sindaco e dell'assessore, alla collega allo sport, ma di tutta la giunta, di tutto il consiglio e di tutta l'amministrazione, perché quando sono eventi di questa importanza si capisce che deve essere un lavoro corale, e per questo noi ringraziamo i comuni che verranno toccati dal giro delle miniere, ma non possiamo far altro che ringraziare anche la Regione Sardegna, l'assessorato al turismo, il CONI, la Federazione Ciclistica Italiana e l'SC Monteponi per l'impegno che mette annualmente in quello che fa. Chiaramente si tratta, per quanto riguarda Carbonia, del primo evento sportivo di una rilevanza anche nazionale, perché l'8 giugno a Carbonia farà tappa il campionato italiano strada donne per la Coppa e il Giro di Nuraghe. E quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un'importanza e
ci tengono in città anche a questo classico, sta diventando un classico del ciclismo femminile, che è anche un segnale molto importante allo sport, e in questo periodo in cui le amministrazioni devono dare anche dei segnali. Questo è sicuramente importante. Poi l'aspetto turistico, come assessore al turismo, chiaramente non posso che vedere con favore questi eventi, perché è vero che si tratta di eventi di primo piano di carattere turistico, però è anche vero che ci sono delle importanti ricadute nel territorio, dall'immagine all'indotto, e quindi tutto questo fa sicuramente bene, fa ben sperare, perché i grandi eventi sportivi, come i grandi eventi di spettacolo, come i grandi eventi identitari su cui la Regione Sardegna, l'assessorato al turismo sta puntando con tutti i cartelloni, ha sicuramente un'importanza intrinseca, e noi non possiamo che ringraziare e cercare di fare il nostro da questo punto di vista, con l'impegno che ci vuole, con tutto il supporto, con le chiusure stradali, con tutti i collegamenti, i coordinamenti, il coinvolgimento di associazioni e tutta la polizia locale, le autorità e tutto quello che serve affinché tutto vada nel migliore dei modi, in sicurezza, perché lo spettacolo sicuramente poi ne avrà un giovamento quando c'è tranquillità da tutti i punti di vista. Quindi grazie a tutti e speriamo che sia un bel Giro delle Miniere. Grazie Michele Stivaletta, abbiamo tanto parlato dell'importanza un po' sia per il territorio sia dell'impegno delle amministrazioni territoriali per il funzionamento di eventi di questo calibro. Ora entrerei invece un po' di più su proprio il ciclismo vero e proprio, farei iniziando da Stefano De Sì, tra l'altro il microfono è già lì, quindi è un assist comodo, e quindi parola al presidente della Federciclismo Sardegna. Eccoci qui, intanto buongiorno a tutti. Io prima di tutto ringrazio voi amministratori locali, l'assessorato al turismo che è sempre presente per quanto riguarda eventi sportivi che ormai abbiamo capito tutti essere fondamentali, importanti anche per quanto riguarda l'aspetto della promozione, l'aspetto turistico. È una bella vetrina della nostra isola che vogliamo in qualche modo, penso tutti, staccare dall'immagine solo balneare, no? dell'isola felice per i bagnanti, ma un'isola che comunque con qualsiasi tipo di evento sportivo, culturale e tutto, abbiamo bisogno di una massa di attività che seppur diverse tra loro credo che vanno tutte nella direzione in qualche modo di contribuire in quello che è uno sviluppo diverso da quello che ha connotato un po' la Sardegna nei decenni, da quando c'è stato, diciamo, il boom balneare turistico visto in questa maniera. E per quanto riguarda l'aspetto sportivo, è chiaro che dopo 26 anni, 2 campionati italiani, la SC Monteponi ha e nutre e gode di una fiducia da parte della federazione ciclistica, che lo è dimostrata dall'assegnazione ripetuta di questi campionati, perché comunque offre una garanzia che è contribuita anche dal vostro lavoro, dal lavoro delle amministrazioni locali che hanno sempre sostenuto questo evento, perché quando prima Bruno parlava di sicurezza, sicuramente nelle corse ciclistiche l'impegno e diciamo tutte quelle che sono le incombenze derivanti dall'organizzazione logistica e soprattutto per quanto riguarda la sicurezza non sono di poco conto, e senza la collaborazione, senza veramente il crederci da parte di voi amministratori locali, questo sicuramente non sarebbe realizzabile. Peraltro godiamo anche adesso, entrerà in vigore ormai, anzi è entrata in vigore dal 16 di maggio, una semplificazione importante a livello amministrativo che riguarda proprio le autorizzazioni ciclistiche su strada, con una modifica all'articolo 9 del codice della strada che finalmente riporta un attimino di ordine a un sistema che si era creato tra prefetture, province e comuni per quanto riguarda tutto l'iter amministrativo, che ha condizionato e comunque ha aggravato l'onere degli organizzatori e in qualche modo anche, se vogliamo, minato un po' gli aspetti che riguardano la sicurezza, quindi un po' più di ordine, procedure un po' più snelle che adesso andranno a regime. Questo, diciamo, è anche un dato positivo e speriamo possa sicuramente portare bene. Per quanto riguarda il movimento ciclistico, oggi parliamo di un grande evento ormai che vede anche nazioni partecipanti
di nazioni diciamo differenti, quindi ben oltre il territorio nazionale, ma allo stesso tempo consideriamo che il ciclismo, che è tradizione, che è parte della storia del nostro popolo, come uno degli sport insomma, più seguiti e con una maggiore tradizione nel nostro contesto, il panorama italiano, che sicuramente non gode comunque di un buono stato di salute, nonostante tutte le difficoltà del caso. Ancora la tradizione è forte. Noi siamo anche un territorio dove ci possiamo permettere anche di praticare agevolmente il ciclismo, che sia strada, che sia tutte le discipline del fuoristrada, e questi grandi eventi sono poi un quid in più che vanno sia a migliorare quelli che sono le qualità dal punto di vista tecnico sportivo, oltre che tutte quelle che riguardano appunto l'indotto turistico e quindi l'economia che può generare. Ricordo anche che dopo alcune edizioni del Giro d'Italia Donne di recente, noi abbiamo quest'anno la gravel internazionale che si è svolto a Siniscola, quindi stiamo parlando sempre di grandi eventi in cui è stato anche è presente l'assessorato al turismo, chiaramente per quelli che sono gli eventi principali, il rally di mountain bike, senza dimenticarci un evento storico e unico per la Sardegna, che purtroppo lo scorso anno è saltato causa maltempo a Isarutas, che era la prova mondiale di ciclocross nel calendario SIAE, che quest'anno si riproporrà. Speriamo che il clima sia un attimino più clemente, e stiamo parlando di un qualcosa di sicuramente straordinario e unico, perché dal punto di vista di quelle discipline sicuramente la Sardegna non ha mai avuto una prova di Coppa del Mondo, e quindi speriamo si possa svolgere, anche perché stiamo parlando di un evento che vede la Sardegna sotto gli occhi di tutto il mondo, dal punto di vista delle TV, dal punto di vista del mediatico, e oltre sicuramente quello di far vedere quanto veramente di bello noi abbiamo. E detto questo, io non posso che ringraziare l'organizzatore. Ho già detto prima della qualità e della garanzia in termini organizzativi, una società impegnata su tutti i fronti. Niente, termino solo concludendo che, forse l'ho detto anche in altre occasioni, diciamo veramente una bella cosa che è non scontata, questa sinergia che nei territori del Sud si è creata, perché questo comunque è un evento che, come è stato ricordato prima, abbraccia un po' tutta l'area vasta, tutta la provincia, e che le varie amministrazioni locali vadano nella direzione di intenti, di capire che tutto fa sistema, e questo è questa bella sinergia non può portare bene, è una cosa che sicuramente vi fa onore. Grazie a Stefano De Sì, un po' caotico questo finale, però è bello in diretta, è bello perché volevamo a tutti i costi poter salutare Andrea Taffi, che già avete sicuramente sentito, adesso lo inquadriamo anche, insieme a Francesco Mosera. Andrea Taffi tra l'altro testimonia, abbiamo due campioni, Taffi campione nel 98 italiano, Mosera ha vinto invece il Giro d'Italia, insomma un po' di storia di ciclismo ce l'abbiamo in questa videochiamata. E allora subito vi chiedo che giro vi aspettate, quanto vi piace, cosa vi piace di più del Giro delle Miniere? Allora, il Giro delle Miniere per me è un giro importante, oramai da tanti anni, consolidato, e quindi anche Francesco ha detto, ne ha sentito parlare molto, quindi tutti questi periodi che l'organizzazione è riuscita a dare veramente sempre il massimo e a portare avanti un progetto molto importante, quindi è per questo che oggi è qui con me, e anzi sono io da lui, è un onore per me essere qui da lui. Come sapete, per me è stato il mio idolo da quando ero ragazzino, e quindi essere oggi qui in mezzo al suo grande museo di ricordi e bellezza. Guarda, tra l'altro vi faccio vedere il trofeo senza fine che ha vinto, ma qui c'è tutto, qui è un museo vivente, e Francesco ne è l'emblema maggiore. Vi faccio fare un saluto anche da parte sua, così almeno per fare un caloroso saluto a tutti. Buongiorno a tutti, guarda che noi facevamo la Sassari-Cagliari, Cagliari-Sassari quando correvamo e si faceva il Giro di Sardegna. Adesso organizzate le Gran Fondo, ma dovreste ricominciare a fare le gare di calendario che c'erano una volta.
una volta, ricordo, alla Sassari Cagliari, siamo arrivati praticamente addosso alla gente in volata, siamo caduti in diversi perché la gente era in mezzo alla strada e non si spostava e siamo caduti contro. Prima di... Sono dei ricordi indelebili che Francesco porta sempre con sé e penso che sia un qualcosa di bello. Sapere che per lui un ricordo importante è la Sardegna deve far sempre al velodromo lì vicino. Io sono stato tante volte a Monserrato a fare delle pedalate, che avevamo un cliente, delle bici. Abbiamo attraversato un'altra volta tutta la Sardegna nell'interno con un gruppo di ciclisti, turisti, non corridori, no? Perché la Sardegna ha tante belle strade proprio per il cicloturismo, che in primavera e in autunno, magari quando è troppo caldo non va bene, ma in primavera e in autunno ci sarebbe da fare molto in quel senso. Ecco, visto che avete girato in Sardegna, avete un'esperienza, una conoscenza enorme ovviamente di questo sport, di tutte le tappe possibili, c'è qualcosa di specifico, di particolare che rende in qualche modo unico correre in Sardegna? Il vento soprattutto, mi ricordo quando facevamo il Giro in Sardegna spesso era in primavera e spesso c'era questo vento che si facevano i ventagli. Una volta il vento ha buttato giù i corridori dalla strada. E poi naturalmente le bellezze che quell'isola ce l'ha. Io sono stato un po' dappertutto, su al nord, a Costa Smeralda, dove eravamo partiti con il giro, Alghero e tutti gli altri posti in giro. Siamo stati in ritiro con la Supermercati di Brianzoli lì in mezzo dove è stata fatta la bonifica. Mi ricordo Arborea, eravamo lì con tutta la squadra, c'era anche Bugno, è stato l'ultimo anno che correvo e avevamo fatto il ritiro proprio lì in Sardegna e le strade più o meno le conosco tutte. Poi la sua compagna ha un villaggio. Il villaggio lì a Calasinsia. E quindi lo vedremo molto spesso Francesco in Sardegna ed è per questo che oggi siamo qui con voi per ringraziarvi per quello che fate per il ciclismo sia a livello amatoriale, ma io sono sicuro, come ha detto Francesco, che piano piano, per non dire velocemente, vogliamo essere in maniera esplicita, di poter riportare il grande ciclismo nell'isola. E quello è l'augurio che vi possiamo fare, giusto o no? E vi salutiamo, salve, alla prossima. Un saluto. Grazie mille Andrea Tafi, Francesco Mosè. Cose di Francesco, questo è L'ultimo sguardo. quindi si può vedere tutto. È veramente un'emozione unica per me, ve lo posso assicurare, per chi come me ha sognato di vincere la Roubaix, di vincerlo con la maglia tricolore, come ha vinto lui la Parigi-Roubaix. Ma dove siete di preciso? E il mio augurio è che il Giro delle Miniere prosegua sempre nella sua strada, quella che ormai ha disegnato già da diverso tempo, e che si possa incrementare con altre belle iniziative importanti a livello internazionale. Lasciatemelo dire, un grazie particolare all'organizzazione, a Luigi che come tutti gli anni si impegna veramente alacremente per cercare di portare il massimo alla sua isola, e quindi grazie alla Regione e grazie a tutti quelli che ci danno la possibilità di poterlo fare. Vi voglio salutare con questa immagine di Francesco e quindi un abbraccio, un saluto a tutti e ci vediamo naturalmente l'8 che sarò alla partenza del campionato italiano delle donne. Io sarò direttamente lì, non ci sarò ahimè prima perché essendo al Giro d'Italia, oggi sarà il giorno di riposo, arriverò proprio a ridosso della vostra gran fondo e quindi per me è impossibile essere lì, ma l'8 come già concordato con Luigi sarò alla partenza del Giro del campionato delle donne, il campionato italiano lì da voi.
Se non avete domande vi faccio un saluto, un abbraccio e in bocca al lupo Luigi per tutto. Grazie mille, un saluto a te Andrea Taffi, un saluto ovviamente anche a Francesco Moser, ti ringraziamo e a questo punto entriamo ancora di più nei particolari di questa presentazione con Luigi Magia, perché c'è tanto da parlare, dalla novità della Coppa Città di Arbus, dei prodotti locali che come sempre verranno donati vincitori, comunque tutti i partecipanti, dei numeri, insomma adesso con te veramente entriamo nello specifico di questa 26esima edizione del Giro delle Miniere. Chiamo Andrea così lo licenziamo. Grazie Andrea per la tua presenza, grazie Per me è stato veramente un onore e un piacere. Un saluto veramente particolare a tutti voi e grazie ancora per quello che fate per il ciclismo. Grazie mille. Grazie Andrea, grazie Francesco. Ciao. Ciao. Allora, iniziamo nel ringraziare, come abbiamo visto, ad Andrea e a Francesco, ma soprattutto ad Andrea, perché con Andrea è una persona veramente squisita, ma non per la sua gentilezza, quanto per la sua disponibilità ad aprire tante prospettive e tanti discorsi, non ultimo quello del Giro di Sardegna o di qualche altra importante manifestazione a livello internazionale che non coinvolge tanto la nostra società quanto la Sardegna tutta in un contesto internazionale di visibilità che per me è importante. Io ho iniziato con il Giro delle Miniere, e questo non vuol dire che non sia aperto a tantissime soluzioni, soprattutto per il bene della Sardegna, come per me il bene principale è il bene del territorio, oltre che all'aspetto sportivo. Per noi è peculiare l'attività per quanto riguarda il sistema turismo. Sappiamo benissimo che il Sulcis Iglesiente è sicuramente, sino a poco tempo fa, se non ancora, la provincia più povera della Sardegna. Io tengo tantissimo alla mia terra e il Giro delle Miniere inizia lì e credo e sicuramente finirà lì senza nessun altro tipo di variazione, perché è giusto portare in Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, tutta l'attività turistica di cui quel territorio ha veramente bisogno. Per questo motivo diamo l'ospitalità a tantissime persone che arrivano dal di fuori, diamo l'ospitalità e soprattutto le premiazioni sono volte al dare una mano a tutte le attività del territorio per quanto riguarda la loro attività, per quanto riguarda le loro necessità economiche. Noi siamo lì presenti con loro, il nostro supporto è presente, perché comunque possiamo far questo sempre grazie alla Regione Sardegna Turismo, assessorato turismo in modo particolare, senza il quale non potremo organizzare tutto questo. E al turismo si accompagnano e si affiancano tutte le realtà comunali, Comune di Iglesias, Carbonia, Arbus, Flumini, Bugerro, Siliqua, Vallermosa, Villa Massargia, Pavillonis e quant'altro, perché sono tutte realtà comunali che comunque in un modo o nell'altro ci danno il loro supporto, sia economico, molto importante, ma soprattutto importante quello logistico e organizzativo, perché come abbiamo detto è importante portare i turisti, è importante portare le manifestazioni qui, ma è fondamentale dar loro quel senso di sicurezza, anzi quella sicurezza di cui il ciclismo ha bisogno, perché non è uno sport come il calcio, chiuso in 100 metri per 60 metri, con una recensione tranquilla in sicurezza alle spalle. Qui si parla di incroci, di persone che devono presidiare gli incroci, di amministrazioni comunali impegnate in tutte le loro strade per bloccare e mettere in sicurezza appunto i posti dove noi passiamo. Per quanto riguarda i vigili urbani, per quanto riguarda la polizia municipale, la polizia del territorio, sia comando di Carbonia sia comando di Iglesias, sicuramente senza di loro tutto questo non si può fare, perché la principale caratteristica del Giro è la sicurezza, la seconda viene l'ospitalità come turismo,
come ricettività e soprattutto come premiazioni. Sono premiazioni ricche, ricchissime, perché noi ci teniamo a far arrivare le persone e a renderle felici. Non credo che premiazioni come queste le abbiamo viste da nessun'altra parte per quanto riguarda questa categoria, perché per me è importante che la gente arrivi, colga l'occasione, veda le nostre bellissime realtà, zone turistiche, mari, monti e colline, e soprattutto i nostri prodotti. Tutti i prodotti che sono nel Giro delle Miniere sono prodotti delle realtà locali, quindi non ci discostiamo assolutamente da lì. Per quanto riguarda le amministrazioni comunali che quest'anno tocchiamo, sono praticamente 6. La prima giornata, la Coppa Città di Villamassargia, che prevede una cronometro prova di campionato italiano di 18,9 km, che va da Villamassargia e arriva a Siliqua, mentre la seconda giornata prevede la Gran Fondo delle Miniere, quella classica sul solito percorso, il classico percorso Iglesias, Villamassargia, Siliqua, Vallermosa, Gonosfanadi, Garbus, Flumini, per far ritorno ad Iglesias dopo 130 km con un dislivello di 1400 metri che non è grandissimo ma sicuramente impegnativo, e oltre al chilometraggio e alla variazione di percorso è importante il sistema, è importante il clima, perché il caldo che fa qui, anche se questi giorni non mi sembra, ma per la prossima settimana è previsto un gran caldo, farà la differenza con tutti i corridori. Terza giornata, classico circuito di Pavillones, che è un circuito che ormai facciamo da un paio d'anni perché è in sicurezza, è un circuito ormai rodato, con la disponibilità dell'amministrazione comunale di Pavillones di 77 km, e la novità di quest'anno è l'arrivo ad Arbus, che io avevo sempre desiderato si facesse già da tanti anni, perché è un arrivo che mi ricorda il Giro delle Miniere, quando comunque passava sempre da Arbus, e con questo arrivo impegnativo sul passo Gennevrongia, un circuito unico di 78 km con l'ultimo pezzo di 4-5 km in salita che farà la differenza. E anche l'ultima giornata per quanto riguarda la classifica a tappe, dove lì si assegneranno le maglie per la fascia A, la fascia B, la fascia C e donne. Abbiamo deciso di non mettere una fascia unica, una maglia unica, perché non si può andare a far confrontare direttamente ragazzi di 18 anni con ragazzi di 50-60 anni chiaramente. Quindi abbiamo messo per la giornata finale le fasce con le premiazioni e con l'assegnazione delle maglie. Ultima giornata, stiamo parlando della gara a cui io tengo moltissimo, perché hanno spinto tantissimo dal Roma per quanto riguarda, anzi qui un grazie particolare io lo devo a Stefano De Sì, perché è una persona che si è adoperata per far sì che si avesse la prova di campionato italiano donne, per rilanciare il ciclismo femminile che è da un paio d'anni in ombra, ma con questo è già il terzo anno che organizziamo il campionato italiano. Stiamo cercando di rilanciare, stiamo cercando di far crescere il ciclismo donne solamente come gara unica, perché si devono confrontare tra di loro, quindi grazie a Stefano. Ed è importante questa data, il 8 giugno a Cortogliana, perché è una gara molto importante, una gara abbastanza impegnativa e richiama tutte le migliori specialiste d'Italia. Iniziamo con i ringraziamenti. Naturalmente devo ringraziare l'assessorato al turismo, l'assessore Cucureddu, il segretario particolare qui al mio fianco, perché ci hanno dato e ci danno il supporto perché si faccia in modo che questa manifestazione avvenga nel migliore dei modi. Un altro ringraziamento è sicuramente per il presidente del CONI, dottor Perra, perché è sempre presente ad ogni nostra manifestazione, ad ogni nostra conferenza di presentazione, è sempre presente. So che ha impegni praticamente quotidiani, praticamente ad ogni ora, però lui è qui con noi, quindi grazie Presidente per il suo presente.
Grazie Stefano, non ci sentiamo quotidianamente, ci sentiamo quando abbiamo necessità, anche Stefano è sempre presentissimo, ringrazio qui. Naturalmente tutte le amministrazioni che sono presenti per il Giro delle Miniere, soprattutto in questo caso l'amministrazione di Iglesias con l'assessore, l'amministrazione di Carbonia con l'assessore al turismo. Questo mi fa molto piacere perché significa che ci tengono tanto, per noi è importante che ci siano tutti, dal più grande al più piccolo, perché ognuno dà un contributo fondamentale, perché senza l'uno il tutto e il cerchio non si potrebbe chiudere. Grazie anche a tutte le persone che divulgano la nostra manifestazione, come l'Unione Sarda, la Nuova Sardegna, Videolina, Directa Sport soprattutto, che è presente con noi. Anche quest'anno saremo con la diretta di ogni tappa e saremo anche con il drone che svolge una funzione importantissima, perché dà delle immagini veramente suggestive per quanto riguarda la tappa. Se poi riusciamo, abbiamo anche il maxi schermo quest'anno, così chi rimarrà alla partenza e all'arrivo, perché non tutti potranno andare alla manifestazione, avremo un modo, sarà un modo per coinvolgere tutti i presenti. Speriamo che questa manifestazione continui nel tempo. Quest'anno, come tutti gli altri anni, ci impegniamo al massimo, ci siamo impegnati al massimo perché ciò avvenga nel migliore dei modi. Grazie a tutti per quanto mi riguarda, ancora grazie all'amministrazione comunale, soprattutto all'assessorato al turismo. Grazie Luigi Magia, ricordo dopo ogni tappa la sera comunicato, servizio con tutte le immagini su Directa Sport, l'attenzione anche di tutte le testate sarde citate, ma anche a livello nazionale, veramente una grandissima visibilità quest'anno. Siamo arrivati ormai alla fine di questa presentazione, non so se proprio per la rappresentanza dell'assessorato al turismo Stefano Piano non vuole chiudere, magari vuole dire qualcosa per chiudere, insomma. Ringrazio agli organizzatori, perché effettivamente adesso con l'escursus di quanto hanno organizzato, con il coinvolgimento di tante amministrazioni comunali che si prodicano, che danno spazio effettivamente a promuovere il loro territorio, non possiamo fare altro che ringraziare, perché questo è un altro modo di promuovere la Sardegna, il connubio sport-turismo è forte e continua. Esatto, è una formula vincente. Complimenti ancora a tutti e grazie per la partecipazione. E allora ricordo, prima di chiudere, si parte domenica 1 giugno con la Coppa Città di Villa Massargia, ogni sera comunicato e servizio. Grazie alle persone qui presenti, grazie a chi ci ha seguito e ci seguirà anche dopo sicuramente la conferenza su Directa Sport. Una buona giornata a tutti e ci vediamo con il Giro delle Miniere.